Buongiorno a tutti, sono Riccardo Vitalini, un medico dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Campo San Piero, e mi è stato assegnato l'ingrato compito di parlare delle masse pelviche, in particolare delle masse annessiali delle donne, naturalmente. Ingrato perché? Perché è un argomento estremamente spinoso che richiede una particolare diagnosi differenziale, raffinata, che deve orientare il diagnosta a cercare di capire se una neoformazione pelvica, appunto la massa pelvica, se qualunque neoformazione pelvica che si dovesse riscontrare o con tecniche di imaging tipo ecografie, TAC, PET, eccetera, oppure sospettare tramite biomarkers presi nel sangue con banali prelievi di sangue e quindi dosaggio dei cosiddetti markers tumorali, tutto ciò che potrebbe far pensare a qualche neoformazione pelvica chiaramente pone il diagnosta a dover fare una diagnosi differenziale raffinata tra cosa? Tra ciò che è benigno e ciò che è maligno. E questo è il take home di tutta la discussione chiacchierata che faremo oggi. Per massa pelvica si intende qualunque neoformazione che non dovrebbe stare nella pelvi e che invece c'è. Dato che i tessuti sono molteplici, gli organi sono molteplici, l'origine è molteplice e anche il tipo istologico è estremamente molteplice e vario. Immaginate che ci sono ossa, muscoli, tendini, vasi, e quindi da qualunque tipo istologico di questo tessuto può nascere un tumore, benigno o maligno che sia, sotto qualunque forma. Ci sono anche altri organi come il colon, la vescica, l'utero e gli annessi, e qui arriviamo a quello che ci riguarda. Anche questi possono creare delle neoformazioni pelviche e mettere in difficoltà il clinico che deve stabilire l'origine e, la cosa più importante, la benignità o la malignità della neoformazione stessa. Immaginate soltanto che negli Stati Uniti vengono operate all'anno 300.000 donne per neoformazioni pelviche e naturalmente 22.000 di queste sono, ahimè, malate di cancro dell'ovaio. Di queste 22.000, 15.000 muoiono di questa malattia. Quindi è d'obbligo assoluto cercare di differenziare sempre una neoformazione pelvica da una benigna da quella maligna. Non ci sono solo neoformazioni di questo tipo, ma anche degli organi dislocati nella pelve che possono far sospettare delle neoformazioni, ma di facilissima diagnosi differenziale. Per esempio un rene pelvico. Un rene può essere nella pelve e essere scambiato per una neoformazione pelvica, escludendo quindi questo raro caso di dislocazione organica nella pelve. Parliamo invece delle neoformazioni, quelle più frequenti, che riguardano gli annessi femminili. Cosa si intende per annessi? Per annessi si intende le tube e le ovaie, che sono degli accessori, organi accessori all'utero. E a che cosa servono questi organi? Servono le ovaie a sviluppare un ciclo ovarico, il cui fine è quello di produrre un uovo necessario per la riproduzione. Le tube sono degli organi tubulari che hanno invece il compito di far transitare l'ovulo dalla cavità addominale in cavità uterina, ricordando sempre che al centro della tuba avviene la vera e propria fecondazione da parte del gamete maschile. Se un meccanismo di questi si blocca, ovviamente si può avere la formazione di una massa pelvica. L'ovaio, parliamo prima di tutto dell'ovaio perché è fondamentale questo, in quanto che molte donne non sanno neanche come avviene questo ciclo ovarico. Il ciclo ovarico, che si realizza poi nel ciclo mestruale vero e proprio, è costituito dalla formazione di follicoli, che sono delle piccolissime cisti che dall'interno dell'ovaio affiorano all'esterno dello stesso, liberando l'uovo intorno al 14° giorno del ciclo. Questo meccanismo si può inceppare in qualche modo. Se voi pensate che un follicolo raggiunge all'incirca i 3 cm poco prima di rompersi,
Ecco che se si inceppa questo meccanismo di maturazione follicolare, il follicolo può continuare a crescere 4, 5, 6, 7 cm, costituire quindi una ciste follicolinica e può arrivare addirittura a delle dimensioni così spropositate come quelle di 15-20 cm, per cui diventano dei veri e propri cistomi che non occupano solo la pelvi, cominciano anche a occupare la cavità addominale. Questo fa parte per esempio della Luff syndrome. La Luff syndrome è una sindrome in cui appunto il follicolo non scoppia e quindi ci può essere la formazione di una cisti follicolinica o follicolare, sono sinonimi. La capacità però ormonale di questa ciste è quella di produrre grandi quantità di estrogeni e quindi a questo ne consegue una sintomatologia femminile particolari che potrebbero essere delle perdite di sangue anomale, potrebbero essere una tensione mammaria anomala anch'essa. Avvenuta l'ovulazione poi c'è la fase luteale. Nella fase luteale viene, lì dove si è rotto il follicolo, a prodursi un'altra ciste che è il corpo luteo. Il corpo luteo è una cistina di circa 3-4 cm che si mantiene per tutta la seconda fase del ciclo mestruale, che dura altri 14 giorni fino alla successiva mestruazione, e che avrebbe un compito, cioè quello di produrre il progesterone per favorire e mantenere l'eventuale gravidanza che si dovesse instaurare. Se si blocca questo meccanismo, il corpo luteo può benissimo crescere a dismisura, diventare quindi una neoformazione annessale con conseguenti dolori, fastidi e un evento molto frequente, rompersi determinando un'emorragia all'interno dell'addome della donna, per cui questo comporta sicuramente la necessità di dover intervenire. Poi parleremo della terapia di tutte queste informazioni. Parliamo adesso di meccanismi fisiologici che inceppandosi possono determinare la formazione di queste masse pelviche. E così anche la tuba. La tuba stessa è un organo tubulare attraverso cui scorre l'ovulo prodotto il ciclo ovulare e che viene trasferito nella cavità uterina fecondato. Il problema è che anche la tuba può benissimo incepparsi in questo meccanismo di trasferimento, perché se ha delle occlusioni, delle stenosi, un qualcosa che non permette un passaggio fisiologico del liquido che normalmente scorre all'interno della tuba, se questa si strozza in qualche suo punto, questo determina quello che si chiama il sacto salpinge, cioè un ingrossamento di questo tubulo che non supera neanche 1 centimetro di diametro ad arrivare a dimensioni di 4-5 centimetri e quindi costituire una massa pelvica che, se ha contenuto semplicemente liquido sieroso, non comporta grandi problemi. Ma se chiaramente è una raccolta infetta puruloide, può determinare invece quello che si chiama il pliosalpinge, e questo dà febbre, dolore, con tutta un corteo sintomatologico molto simile a quello della peritonite vera e propria. Associato all'ovaio, anche la tuba può determinare quindi degli ascessi non solo tubarici ma tubovarici e quindi formare queste masse pelviche estremamente dolenti, con febbre e tutti i markers biochimici, bioumorali, infiammatori alterati. Si può bloccare un altro meccanismo, il passaggio dell'ovulo fecondato. Se si blocca il passaggio dell'ovulo fecondato nella tuba, si determina quella che si chiama la gravidanza extrauterina. Anche questo determina la formazione di una massa annessiale dolente e particolarmente drammatica, perché non deve raggiungere grandi dimensioni per poter dare una sintomatologia veramente grave, che è intanto fenomeni lipotimici, cioè un vero e proprio svenimento solo per un riflesso vasovagale determinato dalla distensione di questo tubicino, che è la tuba appunto di 1 centimetro, per la crescita del prodotto al concepimento al suo interno stesso. Ma ancora più drammatico quando rompe la tuba e determina un'emorragia vera e propria, che è massiva, perché in quel punto passa un vaso che va direttamente nella aorta. Quindi immaginate un'arteria origine aortica che comincia a buttare. Una donna che abbia un'emorragia di questo tipo ha circa 6 ore di vita.
Ci sono altre masse annessiali, sempre benigne, di natura per esempio infiammatoria. Una massa molto frequente è l'endometriosi. Le cisti endometriosi che sono molto frequenti. L'endometriosi è una patologia in cui l'intonaco che riveste la cavità uterina e che dovrebbe stare solo nella cavità uterina e che viene espulsa durante le mestruazioni, è quello il sangue vero e proprio, è costituito fondamentalmente dall'endometrio che viene esfoliato ed espulso. Bene, se questo endometrio si trova ad essere allocato in altre zone non consone, quindi si dice ectopiche, cioè al di fuori della cavità uterina, determina una patologia che si chiama endometriosi, cioè la crescita di isole di endometrio al di fuori della cavità uterina, e lì dove mestruano, perché come mestrua nello stesso identico modo dell'endometrio uterino, lì dove mestrua determina una reazione infiammatoria proprio perché sono localizzazioni non adeguate per la mestruazione, crea una reazione infiammatoria così violenta e drammatica che può determinare, come il cancro, dei danni terribili. Non ci si muore di endometriosi, ma ci si soffre moltissimo. È la prima causa di sterilità femminile, ne soffre una donna su 4 ed è una patologia che può dover ricorrere a delle terapie chirurgiche destruenti, demolitive. In realtà il più delle volte l'endometriosi si sviluppa sotto forma di una banale ciste endometriosica, soprattutto a carico dell'ovaio, particolarmente dolente, perché l'endometriosi appunto ectopico produce grandissime quantità di prostaglandine che determinano una reazione dolorosa, chi ne soffre lo sa benissimo. Ci sono delle terapie mediche per affrontarlo, ma in realtà il più delle volte quando raggiunge certe dimensioni, e torniamo al discorso della massa pelvica, quindi intorno ai 4, 5, 6 cm, questo determina a volte la necessità di dover intervenire chirurgicamente. Ci sono altre patologie che possono determinare delle masse annessiali, per esempio malformative. A livello dell'ovaio ci sono vari tessuti. Ci sono 3 tessuti specifici che sono quelli germinali, stromali e epiteliali. I germinali sono quelli che producono l'ovulo, tanto per intenderci. Gli stromali è il tessuto che si trova fra i follicoli, fra gli ovuli che sono predisposti alla produzione di ormoni, e poi c'è un epitelio superficiale che ricopre l'ovario. Questi 3 tessuti, ognuno determina un tipo di tumore benigno o maligno. Generalmente maligno, di cui parleremo dopo, ma in realtà ci sono anche delle cellule totipotenti, cioè che possono differenziarsi e svilupparsi secondo varie linee di differenziazione. Frequenti fra le masse pelviche ci sono le cisti dermoidi dell'ovario, in cui si trova un anomalo e ectopico sviluppo di tessuto neuroepiteliale, per cui questi cisti sono ricche fondamentalmente di tutte le caratteristiche dell'epidermide, quindi sebo, peli, denti, ossa. Sono veramente delle cisti mostruose, ma in realtà il più delle volte per fortuna benigne. Questo è un altro tipo di massa pelvica che si può normalmente riscontrare. Bene, adesso passiamo invece a quelle maligne. In realtà non è un passaggio così obbligato, perché si potrebbe parlare di masse annessiali benigne, borderline e maligne, ma è più facile parlare prima delle maligne. Da quei tessuti che ho citato prima possono svilupparsi appunto dei tumori particolarmente maligni, sono molto frequenti. In Italia di cancro dell'ovaio se ne ammalano circa 5.200 donne all'anno e ne muoiono 4.000. È una patologia che ha un carattere particolarmente grave a livello sociale e soprattutto per la spesa che comporta la terapia medica pre o post operatoria, che ha una buona efficacia nella sopravvivenza, nel prolungamento soprattutto della sopravvivenza, però sono farmaci estremamente costosi. Esiste un farmaco che si chiama bevacizumab, il quale è un farmaco biologico che costa a fiala 6.000 euro e se ne fa una al mese per anni. Quindi immaginate il costo e il peso che questa patologia determina, a parte il lato biologico estremamente drammatico. Quindi fondamentale, quello che è importante, è che il ginecologo
tenga sott'occhio, monitorizzi nel tempo qualunque massa pelvica che possa essere considerata benigna, perché è facile che poi nel tempo invece si riveli sotto un ben altro aspetto, e cioè quello maligno. Allora moltissime società si sono prodigate a cercare dei fattori che possano in qualche modo costituire una specie di algoritmo o un qualcosa che possa essere predittivo di malignità, cioè ogni clinico che rileva una massa pelvica ha degli strumenti e dei parametri che messi insieme ci dicono se quella massa pelvica ha un carattere di bassa o alta malignità. Il problema grosso è che questi tipi di cancro sono a rapidissima insorgenza, rapidissima diffusione, rapidissima invasione, e quindi ogni forma di prevenzione per questi tipi di tumore si è dimostrata abbastanza fallimentare, per cui anche i parametri che vengono presi in considerazione, parametri clinici, quindi biomarkers che vengono utilizzati o i dati ecografici, e in questo campo lo IOTA, che è un'organizzazione internazionale dei tumori dell'ovario, ha in qualche modo tentato di classificare e creare un algoritmo abbastanza valido, ma non certo definitivo. Il clinico deve tenere in considerazione tantissimi fattori per poter appunto non correre il rischio di o sottotrattare o di sovratrattare il problema, cioè di aggredire un tumore sospetto e poi si rivela benigno in maniera estremamente aggressiva, chirurgicamente, casomai demolendo o addirittura castrando, no? Una persona giovane, come invece il rischio è quello di sottotrattare una patologia che poi si rivela maligna e quindi si è sottovalutato il problema. Una linea di discrimine per la scelta terapeutica è quella, naturalmente, quella dell'età, perché in fase premenopausale qualunque massa pelvica che non abbia caratteristiche decisamente maligne naturalmente impone una certa accortezza, una certa prudenza nell'intervento, che prudenza chiaramente deve tener conto anche di che cosa? Della sintomatologia, perché se i dolori sono particolarmente importanti si dovrà sicuramente intervenire almeno per ridurre questi. Ma ecco, nella post-menopausa la scelta chirurgica eventualmente è più facilitata, perché la donna ha già espletato il suo desiderio di riproduzione e quindi qualunque chirurgia applicata non ha poi dei grossi riflessi sull'immagine corporea, sulla capacità riproduttiva della donna stessa. Questa linea di discrimine è infatti uno dei parametri che viene preso sempre in considerazione, tant'è vero che una ciste di 10 cm pre-menopausale deve essere in qualche modo valutata con molta più attenzione che su una donna in post-menopausa. I trattamenti sono molteplici, perché a seconda del tipo di massa pelvica ogni tipo richiede una chirurgia, gli inglesi dicono tailored, cioè ritagliata a seconda della sintomatologia da una parte e dall'altra del rischio di benignità o malignità della massa pelvica stessa. Quindi bisogna prendere in considerazione, per esempio, una gravidanza extrauterina deve essere sicuramente trattata chirurgicamente, anche se è previsto un intervento medico, purché ci siano certi parametri rispettati, cioè non deve essere visualizzabile in ecografia e battito cardiaco fetale, bisogna stare al di sotto delle 2000 unità del beta-HCG. Ci sono dei parametri clinici al di sotto dei quali si può benissimo provare a utilizzare il metotrexato, che è un farmaco che permette di far riassorbire la gravidanza extrauterina, altrimenti l'intervento chirurgico è mandatorio, proprio per evitare il rischio emorragico che può avvenire. La massa pelvica che possa essere addebitata a una ciste dermoide deve essere sempre operata, perché ci può essere sempre un rischio di malignità, anche se tutti i parametri ci dicono che è benigna. Le cisti follicoliniche e luteali, ecco, anche queste bisogna valutarle una per una,
La follicolinica in genere si aspetta, la luteale se è emorragica bisogna intervenire assolutamente chirurgicamente. I tumori hanno un tipo di approccio, invece, parlo delle neoplasie maligne, hanno bisogno di un approccio personalizzato, perché bisogna intanto stabilire la stadiazione del tumore con tecniche di imaging come la TAC, la risonanza, la PET, eccetera. Questo ci permette di avere un'idea dell'estensione del cancro stesso. Sappiate che la sopravvivenza è molto legata a quella che si chiama il debulking del tumore stesso, cioè tanto più tessuto malato si leva e tanto più piccolo, microscopico, possibilmente invisibile di tessuto malato che rimane, e tanto migliore è la prognosi della paziente, tanto migliore è l'efficacia della chemioterapia che viene poi effettuata. Quindi diciamo che ogni massa pelvica deve essere valutata e deve essere quindi gestita nella maniera più adeguata possibile. Prevenzione per il cancro dell'ovario, ahimè, purtroppo non ce n'è, o meglio, c'è ma non è così definitiva come potrebbe essere, per esempio, la prevenzione per il cancro del collo dell'utero. Basta fare il pap test a tutta la popolazione ed ecco che si riesce a prevenire o a prendere in tempo un tumore assolutamente iniziale. La prevenzione si divide in primaria, secondaria e terziaria, e poi c'è la prevenzione totale. La prevenzione primaria prevede per esempio un vaccino che permette di debellare assolutamente questo tipo di patologia. Non esiste, però ci sono delle forme parziali di prevenzione primaria che si attuano e che ben pochi conoscono. Per esempio l'uso della pillola. L'uso della pillola riduce drasticamente l'incidenza di cancro dell'ovario, quindi le donne che sono contrarie alla pillola per qualche motivo sconosciuto, se clinicamente, ovvio, metabolicamente può assumere la pillola, e ben venga che la usi. Una prevenzione secondaria invece prevede uno screening che quindi preveda l'attuazione di un programma clinico a basso costo che possa essere amplificato a più persone possibili. Ecco, non esiste. Ci sono stati tantissimi studi, a tutt'oggi si studia una possibilità di screening per questo tipo di cancro, ahimè non esiste, anche se è previsto che comunque i soggetti particolarmente a rischio debbano sottoporsi almeno a un'ecografia all'anno e a un dosaggio dei biomarker tumorali all'anno. Poi vedremo quali sono i soggetti a rischio. La prevenzione terziaria è quella della cura, della terapia, e quindi terapia medica o chirurgica, e parliamo invece un attimo della prevenzione totale di cui si parla da tantissimo tempo, in cui si cerca di trovare quei fattori che possano selezionare la popolazione ad alto rischio di questo tipo di cancro. Già sono stati individuati geneticamente due popolazioni particolari, e cioè le donne che sono state ammalate della sindrome di Lynch, che sono portatori di un'anomalia genetica che favorisce il cancro del colon non polipoide. Ecco, in questo caso i portatori di anomalia Lynch possono benissimo attuare una terapia chirurgica, naturalmente, di asportazione per prevenire il cancro dell'ovario. Un altro sono tutte le portatrici di anomalie del gene BRCA. Il BRCA, voi sapete, è un'anomalia genetica che favorisce il cancro del seno, e la Jolie ne è stata testimone, mi pare 10-15 anni fa, in cui appunto si è asportata anche le ovaie, proprio per evitare che questa sindrome genetica, questa anomalia genetica, si sa benissimo quanto correlata sia al cancro del seno e al cancro dell'ovaio. Chi dovesse risultare portatore di questa anomalia BRCA, anche in questo caso è necessario che faccia una prevenzione per quanto possibile con l'uso dei contraccettivi orali, quindi della pillola. Il BRCA positivo deve usare la pillola per non avere un cancro dell'ovario. Chiaramente una donna operata di cancro al seno, BRCA positiva,
è consigliato dal genetista di levare anche le ovarie proprio per non ammalarsi di questa patologia. Quindi l'asportazione delle tube in questa fascia di popolazione è sicuramente una buona prevenzione. Come è una buonissima prevenzione levare le tube quando si richiede la sterilizzazione tubarica. Una volta si faceva la legatura o la sezione delle tube in tutte le donne che richiedevano la sterilizzazione. Si è visto che anche la legatura ha un buonissimo effetto preventivo sul cancro dell'ovario, ma ancora maggiore se si levano le tube, perché nel 40% dei casi il cancro dell'ovario è provocato proprio dalle tube. Quindi diciamo che tube e ovarie sono legati indissolubilmente non solo per tutto ciò che riguarda la riproduzione, ma anche tanti tumori che sono in qualche modo collegati uno all'altro. Quindi l'annessiectomia bilaterale è una forma preventiva da attuare in soggetti geneticamente predisposti al cancro dell'ovario o in tutti i soggetti, per esempio solo le tube naturalmente, che richiedono la sterilizzazione. Ci sarebbero tantissime cose da dire e io adesso non so se la regia mi dice che il tempo ormai è già abbastanza trascorso e quindi vediamo se c'è qualcuno che deve fare una domanda per avere. C'è una domanda che mi pone che dice: cosa si può fare a livello di stili di vita per prevenire le cisti ovariche e le altre formazioni annessiali? Ecco, allora la pillola è chiaramente una buonissima prevenzione non solo per il cancro ma anche per la formazione delle cisti ovariche. Perché? Perché la pillola è un ovario statico, un farmaco che mette a riposo le ovarie, quindi blocca il ciclo ovarico e quindi non si forma il follicolo, non si forma il corpo luteo, non si forma niente, tutto tace e si riposa. E questo è un buon sistema per prevenire. Gli stili di vita, certo, ce ne sono tanti, perché si è visto che il fumo sicuramente predispone alle masse pelviche in genere, rimaniamo generici perché effettivamente alcune sono escluse, altre no, ma diciamo che comunque sicuramente questo previene, ma anche una certa dieta è fondamentale. Per esempio, un'altra patologia che non ho citato, ma che questa domanda mi permette di citare, sono le ovaie policistiche. Le ovaie policistiche, o meglio la sindrome dell'ovaio policistico, è una sindrome in cui le ovaie raggiungono una certa dimensione, ha delle cisti piuttosto voluminose e una disfunzione ormonale non indifferente, perché queste ragazze, che spesso sono giovanissime, hanno obesità, resistenza all'insulina, hirsutismo, irregolarità mestruali, infertilità, quindi sono ragazze di 20-30 anni che hanno dei grossissimi problemi. È ovvio che questo richiede una condotta di vita, una dieta che chiaramente ridurrebbe l'incidenza di questa sindrome. Un'altra domanda è: può essere ereditario, visto che le mie figlie hanno i miei problemi come cisti, fibromi, emorragie, eccetera? Allora, di ereditario, a parte il BRCA che dicevamo per il cancro dell'ovario o della sindrome di Lynch, c'è poco, anche se devo dire che l'endometriosi potrebbe avere qualcosa, sicuramente ha qualcosa in genetico, quindi potrebbe essere anche questo. Anche se nella pratica clinica si vede spessissimo, molto di frequente, si vede che quello che ha avuto la madre l'ha anche la figlia, pur non essendoci alcuna correlazione genetica o cromosomica. È un problema, certo, però bisogna prendere in considerazione sempre che una cosa che ha avuto la madre potrebbe benissimo avere la figlia o le sorelle di questa paziente. Io mi ricordo benissimo un caso che non c'entra assolutamente nulla, ma anche nel campo ostetrico, una donna era preoccupatissima, è venuta in ospedale perché aveva paura di un distacco di placenta, era in gravidanza, aveva paura di un distacco di placenta. Ma perché ne aveva paura? Perché la sorella aveva avuto un distacco di placenta e guarda caso anche questa donna ha avuto un distacco di placenta. Quindi il distacco di placenta non ha assolutamente niente di genetico, non ha niente di cromosomico, non ha niente, eppure la predisposizione bisogna prenderla sempre in considerazione. Dei fibromi è un altro discorso. I fibromi sono sì sicuramente genetici, la madre, ma è un altro tipo di patologia, è una patologia soprattutto uterina, dato che il campo di discussione oggi riguarda gli annessi, sorvoliamo, ma anche i fibromi sono dei tumori
Il più delle volte, non sempre, anche lì c'è la necessità di un monitoraggio di questi fibromi, anche i fibromi sono nella maggior parte dei casi benigni e sono geneticamente determinati. La madre ha sempre i fibromi, così come la figlia e le sorelle della paziente, quindi consideriamo che i fibromi sono sicuramente qualcosa di genetico. La chirurgia del cancro ovarico è molto invasivo, i tempi di recupero, ma qui si tocca un argomento molto particolare. Allora, la chirurgia del cancro dell'ovaio chiaramente dipende molto dalla stadiazione. Cos'è la stadiazione? L'estensione del tumore, che nel caso del cancro dell'ovaio è difficile perché è un cancro che rimane limitato alla cavità addomino-pelvica, solo nei casi assolutamente terminali ed è rarissimo, può dare metastasi in altri, però in genere colpisce soltanto l'addome e la pelvi. Però è talmente esteso che infiltra qualunque organo, può benissimo trovarsi in qualunque anfratto della cavità addominale, perché è una patologia fondamentalmente celomatica, cioè di quel foglietto che riveste tutta la cavità addominale. Di conseguenza può comparire in qualunque punto dell'addome e della pelvi, si distribuisce e si dissemina dappertutto, per cui la stadiazione, ahimè, in questo tipo di cancro è sempre piuttosto alta, è sempre un terzo stadio. Quindi che riguarda l'addome. I sintomi di questo tipo di tumore sono molto scarsi e quando vengono il tumore è già avanzato, perché in genere c'è sempre un disturbo gastroenterico di qualunque tipo, che sia la stipsi, la diarrea, che sia la cattiva digestione, che sia la dispepsia, che sia qualunque cosa, è sempre però qualcosa gastroenterico. E un aumento volumetrico dell'addome che spesso si addebita chiaramente a che cosa? Una cattiva alimentazione. È evidente che purtroppo la diagnosi in questo tipo di cancro è sempre tardiva, lo stadio è sempre piuttosto avanzato. La chirurgia, è chiaro che la chirurgia deve essere adeguata alla stadiazione. Ci si può benissimo avventurare con la laparoscopia, che voi sapete è una tecnica che richiede 3-4 buchi sull'addome, un post operatorio estremamente leggero, semplice, però nelle stadiazioni molto basse, primo, forse anche un secondo stadio, ma in realtà nel terzo stadio bisogna sempre fare delle laparotomie le più vaste possibili perché il chirurgo possa analizzare qualunque angolo della cavità addominale. Voi immaginate che l'intestino è preso qualunque cosa, per cui il fegato, la milza, quindi deve essere tutto analizzato minimamente. Non sempre le tecniche di imaging permettono di evidenziare la malattia minima, mentre invece ad occhio nudo si vede molto bene e quindi a occhio nudo si riesce ad avere veramente l'idea dell'estensione del tumore stesso. La chirurgia è devastante, è ampiamente demolitiva. Spesso si ricorre anche a delle sezioni intestinali, delle resezioni intestinali, spesso anche a un ano artificiale. E la chemioterapia è lunga, molto faticosa da sopportare. Ci sono farmaci, per fortuna biologici, che aumentano la sopravvivenza, ma ahimè è un tumore contro cui si combatte con 1000 armi e per ora ancora non si è risolto il problema della cura definitiva. La sindrome dell'ovaio policistico può attenuarsi o scomparire da sola? È raro, è molto raro, non mi è mai capitato, non so neanche se effettivamente la sindrome dell'ovaio policistico possa regredire spontaneamente, non saprei dirlo sinceramente. So che comunque chi ne soffre deve ricorrere a tutte le terapie del mondo per poter fare un figlio, perché è da lì che si scopre, dall'infertilità. Il soggetto sovrappeso, cresciuto, eccetera, in genere si lamenta di non riuscire ad avere un bambino. Si analizza il caso e si scopre che è una sindrome dell'ovaio policistico. Qui richiede tutta una terapia particolare che è praticamente molto simile a quella dei diabetici, che permette da sola già di regolarizzare il ciclo mestruale, ma anche ormonale per mettere a riposo e casomai far riassorbire le cisti dell'ovaio stesso. Una volta si utilizzava molto, ma ancora oggi non è stata esclusa del tutto, anche una terapia chirurgica in cui si fanno le sezioni cuneiformi dell'ovaio o si fa il semplice drilling, cioè si bucano tutte le singole cisti in modo tale da ridurre
la tensione ovarica e il dolore stesso che questa procura. Quindi no, l'ovaio policistico fondamentalmente deve essere trattato, deve essere curato, non ho mai visto che sia scomparso. Ecco, se avete altre domande, casomai lasciatele pure tra i commenti di questo video. È difficile, signore, parlare delle masse pelviche e soprattutto annessiali perché hanno un aspetto estremamente bizzarro, deviando quindi l'attenzione del clinico che può, ripeto, prendere benigno per maligno, maligno per benigno. Quello che è importante è che la paziente non venga abbandonata a se stessa, venga presa con l'attenzione necessaria, perché ci si può aspettare di tutto. L'ovaio è un organo purtroppo molto movimentato e può determinare patologie che, ripeto, è anche difficilissimo poi da curare. Quindi io vi consiglio comunque di effettuare dei controlli, e quando fate le visite ginecologiche, ecco, fatevi fare anche un'ecografia, qualcosa che si possa vedere bene da vicino le ovaie, come si comportano, come non si comportano, anche se questo poi non ha nessun effetto di screening, come molto efficace invece è lo screening per cancro del collo dell'utero, che è il pap test. Però io farei qualche cosa, non lascerei le ovaie funzionare da sole senza mai dargli un'occhiata. Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione, lasciate i vostri commenti, come ho detto prima, al video se avete la possibilità, e così poi vi rispondo, diamo una risposta alle vostre curiosità. D'accordo? Arrivederci, buona giornata.